Dopo la tempesta di neve arriva la bufera di polemiche contro Comune, Ferrovie, Società Autostrade, Aeroporto ed Enel, ne Milino anche la Prefettura. Esplode il Totopapa e l'ex patriarca di Venezia Angelo Scola viene indicato fra i favoriti. 90% delle adesioni anche nel veneziano allo sciopero di ginecologi e ostetriche nelle sale parto, saltati 1100 nascite programmate con il taglio cesareo. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. 50 linee di media tensione sono saltate in tutto il Veneto a causa della neve, del gelo e del vento di scirocco ed inoltre si è trasformata in un'odissea il ritorno a casa in treno dei pendolari ieri e il loro arrivo al lavoro oggi. Polemiche anche per i pochi mezzi spazzaneve in circolazione nel veneziano che hanno lasciato gli automobilisti in balia delle strade rese scivolose dalla poltiglia di neve. Grandi disagi anche nello scalo aeroportuale ed il prefetto Domenico Cuttaia ha annunciato un'indagine, mentre il movimento consumatori ha annunciato un esposto alla procura contro il Comune di Venezia per non aver saputo far fronte all'emergenza ampiamente prevista. Da ieri sera ore di passione e di polemiche per i pendolari sia sui treni che sulle strade. I disagi sono proseguiti anche per l'intera giornata di oggi. Gli strascichi per la forte nevicata di ieri hanno causato la cancellazione di numerosi treni e quelli circolanti hanno accumulato ritardi di ore. Il nodo di Venezia è andato in tilt già dalle prime ore della serata di ieri a causa di un guasto alle apparecchiature, a sua volta provocato dalla mancata alimentazione degli elettrodotti Enel. La rete ferroviaria ha ripreso la piena funzionalità soltanto a partire dalle 23, ma i convogli destinati a Roma, Milano e Trieste hanno registrato ritardi anche di 4 ore e stamane altri guasti tecnici causati da neve e gelo hanno di nuovo paralizzato la rete. A chi ha preferito non vivere l'odissea sui treni e ha scelto l'auto non è andata meglio sia ieri che oggi, anche se le strade non si sono ghiacciate grazie al vento di scirocco, erano comunque poco pulite e scivolose, anche sulle autostrade, numerose le auto uscite fuori strada. A Mestre, tra chi non aveva le gomme da neve, qualcuno ha circolato con le catene. Pochi gli spazzaneve circolanti, decine le proteste giunte al centralino di Televenezia per segnalare i disagi. Non è stata fatta la prevenzione, hanno denunciato. È rientrato gradualmente nella normalità nell'arco della giornata invece lo scalo portuale veneziano. Stamane sono stati dirottati 3 voli all'Italia a Trieste e nella notte numerosi passeggeri hanno dovuto attendere per ore il loro volo. È stato anche dato il via libera alla circolazione di tir nel Veneto, ma il fermo è rimasto in Friuli Venezia Giulia in Slovenia. Oltre alla mobilità, la grande nevicata ha colpito anche altri settori dell'economia, fra i quali l'agricoltura. I danni più gravi sono stati registrati al Cavallino, dove si era già abbattuta la tromba d'aria nel giugno del 2012. Metà delle serre sono crollate per colpa della neve. I sopralluoghi della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, organizzati oggi, hanno rivelato che oltre alle strutture sono state danneggiate le culture di valeriana, spinaci e insalatine, le risorse dell'economia della zona. Perdite anche nel settore dell'autotrasporto a causa del fermo dei tir a partire dalla sera di domenica e alle polemiche sollevate dai camionisti ha replicato oggi il prefetto di Venezia. Botte e risposta a distanza tra il prefetto di Venezia e gli autotrasportatori. Domenico Cuttaia ha inviato oggi a tutti i direttori delle testate giornalistiche veneziane una lettera in cui si è dichiarato perplesso per la polemica sollevata dalle associazioni di categoria per il blocco dei tir. Il provvedimento, andato in vigore dalle 22 di domenica scorsa, non è piaciuto agli autotrasportatori che hanno rilevato come nel Veneto la neve ha cominciato a creare disagi soltanto nel tardo pomeriggio di lunedì. Il prefetto ha dichiarato di aver imposto il fermo, come tutti i prefetti delle province del nord Italia, sulla base delle previsioni meteo e di aver concesso la deroga a 11 aziende, imponendo l'accompagnamento delle forze dell'ordine. Domenico Cuttaia ha posto l'accento sull'aumento della mole di lavoro del Ministero dell'Interno per la sicurezza dei cittadini proprio in queste ore. Ha comunque riconosciuto che ci sono state criticità nei servizi ferroviari e aerei e si è riservato di valutarne il funzionamento. L'Enel, dal canto suo, ha spiegato che l'interruzione di energia elettrica che ha messo in ginocchio per ore la rete ferroviaria è stata causata dalla neve molto pesante, dai manicotti di ghiaccio che si sono formati intorno ai cavi e dal vento di scirocco che ha forzato i conduttori fino alla rottura. Sono andate in tilt 50 linee di media tensione nella regione, di cui ben 13 nel veneziano, 14 nel padovano e 9 nella Marca trevigiana.
E giunge ora in redazione una precisazione dell'Enel che in una nota dice non ha alcuna responsabilità per i disservizi elettrici sullo snodo ferroviario di Venezia Mestre che hanno causato la disalimentazione delle apparecchiature di gestione e controllo del traffico ferroviario. In questo modo, insomma, l'Enel prende le distanze dai disagi che hanno colpito le ferrovie dello Stato. Ed in Laguna i veneziani sono reduci da una notte di grande paura. La marea, è arrivata ad 1,42 m, ma le previsioni di 1,60 m hanno atterrito i veneziani per ore, danni anche a Chioggia dove l'acqua è salita ad 1,53 m. Dopo la paura per i commercianti del centro storico, quella di oggi è stata una giornata di passione. Molti hanno tenuto le serrande abbassate per ripulire il loro spazio commerciale e ormai gli incassi del carnevale sono irrimediabilmente persi. Sentiamo. Passerà alla storia come la notte della grande paura. La marea ha raggiunto il livello eccezionale di 1,43 m verso la mezzanotte, ma poteva andare peggio, arrivare ad 1,60 m secondo il centro maree, che ha registrato un micidiale cocktail di venti composto di scirocco e boa. I commercianti hanno lavorato per ore cercando di mettere in salvo il salvabile e nell'isola di Murano, dove moltissimi residenti vivono al pian terreno, hanno temuto di perdere la casa. Si è trovato anche il tempo per la polemica contro quelli che contestano il Mose. L'isola lo attende con ansia. La soglia da brivido di 1,60 m ha fatto tornare lo spettro dell'Acqua Granda del 1966, che aveva raggiunto i 194 centimetri. Ma anche quella di questa notte è classificata eccezionale, la 15ª nella storia della città. Ha sommerso il 60% del centro storico. Il fenomeno è stato mitigato, secondo l'ingegner Paolo Canestrelli del centro maree, in tarda serata dal cambio del vento. Lo scirocco ha lasciato il posto alla tramontana, bloccando l'effetto spinta del mare verso la laguna. E ora pare che Eolo si sia calmato, perché la massima prevista per la mezzanotte di oggi dovrebbe superare di qualche centimetro il metro e dunque concedere una tregua al carnevale nei campi veneziani per l'ultimo giorno dei festeggiamenti. Ed ora le dimissioni del Papa. Dopo lo sconcerto per il gran rifiuto esplode il dibattito anche in rete su chi potrebbe essere il successore e l'ex patriarca di Venezia, Angelo Scola, ora arcivescovo di Milano, è in pole position. Sentiamo. Esplode anche in rete il Totopapa e nel dibattito entra anche un pezzetto di Venezia, dato che a Roma si iniziano già a fare i primi nomi e Angelo Scola, patriarca a Venezia per 10 anni, 71 anni, lombardo, figlio di un camionista, è indicato come il candidato più probabile. La sua attività di conferenziere e di intellettuale gli ha dato una statura internazionale e inoltre può contare su parecchi sostenitori all'interno del collegio e si sa che il capo della Chiesa deve essere eletto con i 2/3 dei cardinali che prendono parte al conclave. Quando era patriarca a Venezia ha avuto modo di creare una solida rete di relazioni con i cardinali europei e africani. È molto stimato da Benedetto XVI come teologo per le sue posizioni sulla famiglia, moderno ma ligio alla dottrina, al punto che gli ha affidato la diocesi più prestigiosa del mondo, Milano. L'età potrebbe essere l'unico neo, dato che si parla del successore di Papa Ratzinger come di un prelato giovane non oltre i 65 anni di età. Ci sono altri favoriti, tra cui anche un cardinale di colore, Peter Turkson, ministro degli affari sociali. Una scelta quest'ultima che potrebbe avere anche la benedizione di Papa Benedetto XVI, dato che durante un'intervista nel 2004 confidò che i tempi erano maturi per un pontefice di colore. E mentre si chiude il Carnevale di Venezia, a cui un grande contributo ha dato anche il Teatro La Fenice con spettacoli e feste, il sovrintendente Cristiano Chiarò coglie l'occasione per inviare una lettera aperta ai candidati al Parlamento per denunciare il taglio di 10 milioni di euro a carico delle fondazioni liriche, deciso il 22 dicembre scorso quando è stato rivisto al ribasso lo stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo. Il taglio, ha spiegato Chiarò, arriva a bilanci già approvati e contratti già firmati e colpirà in modo indiscriminato tutte le fondazioni, anche le più virtuose come quella veneziana. Ed ora guardate le immagini della Maria più bella che è stata eletta ieri sera dalla giuria d'onore che si è riunita a Cave Endramin Calergi. Si chiama Giulia Anasi, è la Maria dell'anno 2012 e a colui che l'ha fatta diventare negli anni il principale evento di carnevale, Bruno Tosi, più che mai questa edizione è stata dedicata. La giuria d'onore era composta da Roberto Papetti, da Roberto Ballarin, da Davide Rampello, direttore artistico del Carnevale di Venezia, da Gianluca Seguso,
Caruso, imprenditore del vetro, da Gianni Vindigni, editore di Televenezia e Radio Venezia, quindi dalla stilista Roberta Di Camerino, dalla showgirl e presentatrice Elisa Bagordo, dalla scrittrice Carmela Cipriani e da Stefania Stea, consigliere AVA. Alla Maria vincitrice in premio una crociera offerta da MSC Crociere. La storica vetreria Seguso ha omaggiato inoltre la Maria dell'anno con una coppa in vetro ed un collier. L'incoronazione ufficiale è avvenuta oggi alle 16 nel Gran Palco di Piazza San Marco. Ed oggi è stata anche la giornata dello sciopero dei ginecologi e delle ostetriche. Sono saltate 1100 nascite. L'adesione allo sciopero è stata altissima, del 90%, anche nel veneziano. In ballo c'è la ristrutturazione dei punti nascita, i contenziosi fra medici e pazienti. Sentiamo. Sale parto chiuse in tutta Italia e anche a Venezia per protesta. È stato attuato oggi, infatti, il primo sciopero nazionale di ginecologi e ostetriche per sollecitare il mondo politico a prendere atto dei problemi della categoria. Oltre il 90% le adesioni a questa insolita mobilitazione, che secondo le stime ha rinviato la nascita di circa 1100 bambini, tenuto conto dei cesarei programmati. Nicola Surico, presidente della SIGO, Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, sostiene che la protesta nasce per garantire la sicurezza a madri e neonati, data la disastrosa situazione nella quale i medici operano quotidianamente. Surico sottolinea anche gli altri motivi dello sciopero, i recenti tagli previsti al sistema e la crescita del contenzioso medico-legale in campo sanitario, che definisce insostenibile. Contro i tagli alla sanità si schiera anche il Movimento Difesa del Cittadino, che però ha criticato il settore denunciando le strutture che praticano unicamente l'obiezione di coscienza, impedendo l'aborto o l'erogazione della pillola del giorno dopo, negando di fatto al cittadino il diritto di riceverla. Forse è la data definitiva, il tram dovrebbe ripartire lunedì 18 febbraio dopo il Bomba Day, l'annuncio è sempre dell'assessore alla mobilità Bergamo. È fissata per il prossimo lunedì la nuova riapertura del tram a Mestre. Ad assicurarlo è l'assessore alla mobilità Ugo Bergamo, convinto che la linea collegante il deposito di Viamonte Cielo a Favaro e il provvisorio capolinea della stazione ferroviaria tornerà agibile. Ci sono voluti 3 lunghi mesi per individuare il problema di base, ricaduto sugli inadeguati ganci e tiranti che lo scorso ottobre hanno provocato la caduta di un cavo nel pieno centro di Mestre. Si è dunque deciso per la sostituzione dei materiali scadenti, con i più costosi impianti in paraffina e acciaio, sulla falsariga di quanto usano le ferrovie e il tram padovano. 3 mesi che hanno messo a dura prova anche gli abituali utenti della linea tranviaria, costretti a subire innumerevoli disagi, viaggiando stipati sui bus sostitutivi, accumulando spesso ritardi nelle corse verso Venezia, eppure con il timore di essere borseggiati. Superate le prove riguardanti le stazioni elettriche, sotto l'occhio vigile dell'USTIF, l'Ufficio Speciale dei Trasporti a Impianti Fissi, si passerà nei prossimi giorni alle verifiche di carico, seguite da 2 giornate di pre-esercizio. Salvo ulteriori imprevisti, il tram tornerà a correre la prossima settimana, all'indomani del Bomba Day, già fissato per il disinnesco e lo spostamento dei 2 ordigni trovati nel nuovo sottopasso della stazione. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Festeggiamo i 100 punti vendita! All'Iper festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Ora lì è All'Iper, vinci e parti in crociera fino al 20 febbraio. Franco Oro Più. Il tuo oro, il tuo argento e il tuo platino pagati subito in contanti alla massima valutazione di mercato. Franco Oro Più lo trovi a Mestre, Marghera, Venezia, Jesolo e Caorle, a Trieste, a Belluno e a Schio. Entra nella filiale a te più vicina.
Ed ora ci spostiamo a Fossalta di Portogruaro, dove in un grande magazzino la Guardia di Finanza ha sequestrato 50.000 prodotti fra articoli per il carnevale, per la cura della persona, casalinchi ed accessori di bigiotteria, tutti non conformi al codice del consumo. L'attività commerciale era già stata sottoposta a controllo dalle Fiamme Gialle di Portogruaro nel 2010, nel quale furono sequestrati circa 11.000 articoli di carnevale. Al titolare della ditta nel contempo è stata contestata la violazione delle disposizioni del codice del consumo, per le quali è prevista una sanzione amministrativa che può superare i 25.000 euro. Sono altresì in corso i correlati approfondimenti di natura fiscale. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia e vediamo qual è l'altra faccia del carnevale. Strani episodi al cimitero di Summaga, frazione di Portogruaro. Prima è stata rubata una statua della Madonna di Meggiugorie, poi è comparso un murales con una mezzaluna che aggredisce la famosa abbazia di Summaga, al centro della quale c'è una croce insanguinata. Scherzo di carnevale o satanismo? Dopo il successo delle prime 2 sfilate, Ceggia si prepara a chiudere in bellezza la 60ª edizione dello storico Carnevale dei Ragazzi. La suggestiva sfilata in notturna è prevista per sabato 16 febbraio con inizio alle 19. Tra i 5 gruppi in gara c'è molta attesa per la proclamazione del carro vincitore. Ci spostiamo nella Marca trevigiana, dove nonostante tutto le tradizioni vengono rispettate. Sentiamo. A Breda di Piave, in controtendenza, sono in aumento le nozze in chiesa e in diminuzione quelle civili. Nel 2012 sono stati celebrati complessivamente 19 matrimoni, 14 di questi in chiesa, 3 in più rispetto al 2011. Quelli in municipio sono scesi invece da 6 a 5, alta rispetto al passato l'età delle coppie. Appello dell'assessore Giorgio Copparoni per salvare il Cinema Teatro Busan di Mogliano. La sala ha bisogno di un nuovo proiettore, visto che dal 2014 spariranno le pellicole in 35 mm. Servono quindi 75.000 euro per comprarne uno nuovo entro la fine del 2013. Tutti possono contribuire con un'offerta o magari andando più spesso al cinema. Sono sempre stazionarie le condizioni di Pierluigi Gambarotto, il direttore generale del Credito Cooperativo di Campodarsego, ferito da 2 colpi di pistola da un cliente della banca. I 2 colpi, sparatigli perché aveva negato all'imprenditore il rinnovo del fido, hanno leso il pancreas, il fegato e un polmone. L'aggressore, Luciano Franceschi, esponente del movimento indipendentista veneto, è rinchiuso in regime di isolamento nel carcere di Padova. E restiamo appunto a Padova, dove 12 carcerati coinvolti in un progetto di inserimento sociale sono stati impiegati oggi a Padova appunto nella liberazione dei marciapiedi dalla neve accumulata lungo i cigli delle strade. Il comune di Padova ha impiegato un centinaio di uomini per far fronte alle quasi 500 chiamate giunte ai vigili urbani e i reclusi sono stati davvero molto utili. E restiamo a Padova per parlare di nuovi divieti. Sentiamo dunque di che cosa si tratta. Nuovo regolamento di polizia urbana ad Este, quello vecchio aveva ormai 25 anni. È vietato chiedere elemosina nei luoghi pubblici, imbrattare muri e campeggiare fuori dalle apposite aree. Inoltre, in caso di nevicate, i cittadini sono obbligati a ripulire marciapiedi e spiazzi davanti alla propria abitazione. Uno sportello di ascolto e aiuto rivolto alle persone colpite dalla crisi economica e sociale. Ad offrirlo è l'Associazione Banca del Tempo del Cittadellese, che metterà a disposizione gratuitamente un avvocato, un commercialista e uno psicologo. Lo sportello è aperto in municipio a Cittadella ogni martedì dalle 10 alle 13:15. Ed ora ci colleghiamo con la redazione del Gazzettino di Venezia per sapere con quale notizia aprirà domani il quotidiano. In linea c'è Tiziano Graziotin. Immaginiamo che anche voi dedicherete molto spazio ai disagi causati dalla nevicata e alle proteste, giusto? Assolutamente sì, immagino che ne avrete parlato molto anche voi, ma noi domani come Gazzettino Edizione di Venezia faremo addirittura 6 pagine speciali dedicate soprattutto alle varie situazioni di crisi
che sono state generate e che di fatto hanno riguardato un po' tutti gli aspetti della vita, del movimento delle persone, dalla città di Mestre in crisi ai treni, la giornata da tregenda conclusasi ieri sera, anzi ieri notte per alcune persone, alla situazione di difficoltà che hanno vissuto Venezia e Chioggia per l'acqua alta. Insomma, è stata veramente una giornata difficile. E domani, tra l'altro, questa credo possa essere la curiosità, pubblicheremo alcune delle molte lettere di lettori, utenti inferociti che hanno appunto contattato il nostro giornale per esprimere tutta la loro disapprovazione per la situazione. Magari posso leggervene rapidamente qualcuna, ad esempio Nicola ci scrive, ieri sera ci scriveva: non è mai passato uno spazzaneve in tutta la giornata su entrambe le vie in oggetto, e poi cita le vie. Poi una residente del centro di Mestre, di piazza 27 ottobre, che dice: dopo la nevicata non è stato fatto alcun intervento di sgombero delle strade, marciapiede e sedi stradali sono in pessime condizioni e anche a rischio. Poi un'altra automobilista, in questo caso, che dice che in via Milanese la situazione ieri sera era assolutamente disastrosa, pur trattandosi di una delle vie principali della città di Mestre. Vi sarete sicuramente occupati anche voi, penso, dell'esposto alla procura contro il comune del movimento consumatori, appunto per l'assenza degli interventi, insomma, sulle strade, no? Sì, tra l'altro c'è appena stata una conferenza stampa del comune e della protezione civile che cercano un po' di rispondere a queste accuse, però le lettere che vi ho citato, ne ho un'altra sotto gli occhi dal quartiere della Gazzera, dove due donne dicono questo è un quartiere di quasi 6.000 abitanti, ebbene non vi abbiamo mai visto, riferito ovviamente al comune. Insomma, c'è una grossa linea di polemica che arriva un po' da tutte le parti della città di Mestre. Però va detto, ma ripeto, è il tema di questi giorni, che grandi problemi ci sono stati anche in altre zone della provincia, addirittura a San Donà si parla di una class action di cittadini contro il comune, e varie situazioni di questo tipo, blackout molto pesanti, ad esempio nel Milanese, ma anche nella zona di Tessera. Insomma, una giornata molto pesante che appunto domani in queste 6 pagine racconteremo ai nostri lettori. Bene, grazie a Tiziano Graziottin e a risentirci a domani. Ed ora le previsioni del tempo. Lo scirocco finora ci ha protetto dalle gelate, ma la protezione civile le prevede per la notte ed è in stato di preallarme. Vediamo allora che tempo farà nei prossimi giorni. Tempo variabile con clima freddo, particolarmente rigido nelle ore notturne. Mercoledì 13 febbraio, nuvoloso con probabili precipitazioni di modesta entità, minime in calo sotto lo zero, massime in aumento, estese gelate nelle ore più fredde, mare mosso. Giovedì 14 febbraio, inizialmente nuvoloso, poi sereno o poco nuvoloso, nebbie notturne, temperature in rialzo, mare mosso. Venerdì 15 febbraio, soleggiato salvo passaggi di nubi medio-alte, nebbie nelle ore più fredde, valori termici in lieve diminuzione. Sabato 16 febbraio, cielo in prevalenza soleggiato, minime e massime in salita, comprese fra i 3 e i 10 gradi. La marea di mercoledì 13 febbraio è sostenuta, la massima a mezzanotte e 25 105 cm, la minima alle 7 e 25 5 cm. Salutiamo i 500.000 amici che ogni giorno seguono il nostro TG, vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30 a 7:30, mentre per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia.